Le giornate Fai di autunno sono delle giornate istituzionali come quelle di primavera. La novità è quella che è affidata al Fai Giovani e quindi i giovani che per la prima volta incontrano un po' la cittadinanza, ma per noi tutti amici del Fai è la possibilità di tornare in piazza, di parlare con i cittadini, di parlare di patrimonio storico-artistico, di ambiente, di diritti umani. Ecco, non lo facevamo da 2 anni e quindi con cautela siamo felici di incontrare gli amici in piazza. Sono molto orgoglioso e ringrazio il Fai per questo. E per noi è un riconoscimento importante del lavoro che abbiamo avviato. Noi siamo partiti proprio dall'idea del recupero della nostra storia, della nostra identità, dalla riqualificazione urbana accompagnata anche da una rivalutazione della nostra cultura e quindi mettere insieme i 2 elementi per un percorso di sviluppo turistico che davvero mette radici e che parte anche oggi con la mostra di Rosario Bruno, dimostra le qualità che sono in campo in questa comunità. Tantissime altre cose da vedere in questi 2 giorni, l'Arco del Seicento rivalutato, il Castello Chiaramonte, il Museo Mete, il percorso importante dello sposalizio benedetto tra Costanza, Brancaleone e Doria. Questa storia che attraverso le illustrazioni di Rosella Costa prende vita nel quartiere ebraico e che si snoda tra vicoli e cortili e quindi siamo davvero orgogliosi, Palazzo Agnello compreso, saranno dei giorni intensi. Sono felice che a fare da guida sono gli studenti di Siculiana, per cui questa comunicazione tra generazioni è fondamentale. Il compito di amministrare non è solo quello di sistemare le strade, è anche quello di avere una visione per il futuro e quindi mettere insieme questi elementi per me è assolutamente necessario. Pertanto noi miriamo a portare la bellezza dove c'era il degrado e questo sicuramente aiuterà gli incivili a non vivere dei giorni felici, perché in questo spazio, in questo nostro paesino, finalmente possa emergere quello che di bello c'è tanto da vedere, accanto al centro storico, le spiagge di Siculiana Marina, la riserva naturale di Torre Salsa. Quindi Siculiana vuole vivere, vuole vincere questa sfida per il futuro. La Sicilia è una terra dove sono venute tante persone da fuori e sono sempre rimaste. La mia famiglia, come tante altre famiglie, è venuta nel passato qui 3 o 4 secoli fa ed è rimasta qui fino a di recente. Mio padre veniva sempre qui ogni estate, però aveva casa a Palermo. Siculiana è speciale perché è un paese che non è mai stato distrutto da quella follia che c'è stata negli ultimi 50 anni di architettura nuova, di buttare il vecchio e creare il brutto nuovo. E Siculiana ha una storia grande. Una storia degli arabi, una storia dei cristiani, una storia del popolo sicano, della Sicilia. Io mi sento a casa qui e vedo questa meravigliosa zona dove vivono le persone, dove ci sono anche gli animali, le capre che passavano senza sporcare per terra perché i loro pastori sapevano cosa fare. E questo grande attaccamento alla terra che abbiamo, terra e mare, perché da Siculiana si vede il mare più bello del mondo che per me è il Mediterraneo. È una collezione di emozioni. È realizzata attraverso la materia e attraverso il mio corpo e il mio pensiero. È importante perché ci sono le mie radici soprattutto, no? È la riconquista delle radici che si accompagna poi a tutta la storia che è venuta in seguito praticamente, perché da qui è nata anche la mia arte, tra l'altro. Il progetto è nato dall'idea del contemporaneamente. È come dire che il nostro artista è un artista contemporaneo che riesce a raccontare nella sua chiave di lettura anche il passato, quindi riusciamo a trovare anche degli elementi del Rinascimento, le carte da gioco e tantissime iconografie che verrete qui a scoprire nella collezione del maestro Rosario, che esplora 50 anni della sua attività. È molto particolare il suo medium perché il cartone romano, che è una tecnica molto particolare che utilizza diverse carte sovrapposte che vengono messe all'interno di un calco in gesso precedentemente formato dall'artista stesso. Quindi vi aspettiamo per scoprire questa bellissima collezione, in esclusiva molte opere che sono anche inedite, molte opere che già sono state presentate in grandi musei. Uno rende omaggio alle sue radici attraverso questa esposizione in un luogo tra l'altro di centrale importanza per la città di Siculiana. L'elemento più significativo del suo percorso è certamente la tecnica che richiede tempo, è un lavoro manuale
un'arte che al giorno d'oggi diventa centrale, un respiro multifocale rispetto a qualcosa che si sta perdendo. Ormai l'arte contemporanea vira sempre più verso la velocità che contraddistingue il nostro quotidiano, quindi un ritorno alle radici